I pompieri se ne sono andati questa mattina dopo aver montato una decina di tende del Ministero dell'Interno destinate a nuovi arrivi di immigrati. Dopo La Serena e l'ex Zanusso, il bed and breakfast Le Magnolie di via Malombra a Zerman sta per diventare il terzo centro di accoglienza profughi della Marca. Una ventina quelli presenti, come minimo altrettanti quelli che potrebbero essere ospitati in tenda. È una delle soluzioni della prefettura di Treviso per i nuovi invii dalle zone di sbarco. 450 persone previste per il Veneto, minimo 50 per la Marca. Una situazione che ancora prima delle nuove presenze è già esplosiva. Siamo già arrabbiati come punto, perché è già un anno che li abbiamo qui per le strade, senza sicurezza, tutti in bicicletta, li trovi di notte. Sa qual è che la cosa che fa più rabbia di tutto? È che queste persone vengano calate dall'alto. In giornata protocollerò una PEC in prefettura, chiedendo al prefetto con quale modalità lui ha messo dentro questa gente dentro qui. Pieno di immondizie, pieno di porcheria, quindi comincia a essere un problema sanitario questo. Cioè, chi smaltisce tutta quella roba che c'è dentro lì? Una situazione critica fuori ma anche dentro alla struttura, con il proprietario che si sfoga così al telefono. Mi hanno fregato, mi hanno già rovinato 5 cucine, tutti i tavolini, cioè voglio dire, quello che loro mi daranno quando tornerò, se loro andranno via, spero presto, praticamente mi ritroverò più i danni che mi ha fatto che quello che ho preso. Sotto accusa per l'ennesima volta la gestione della prefettura. Io non ne sapevo nulla. Per l'ennesima volta la prefettura non mi ha nemmeno informata. È controproducente perché se un primo cittadino, un sindaco, viene informato è in grado a sua volta di gestire la cosa. In questo modo invece, se io devo prendere le notizie da voi o dai giornali, capite bene che partiamo proprio in maniera sbagliata. Prefetto che ha delegato ad altri il contatto con il sindaco. Purtroppo non ho avuto la possibilità di parlare col prefetto direttamente, ho parlato col dottor Signoriello e l'ho detto, attenzione perché io sono sempre stata un sindaco molto ma molto disponibile a dialogare, a collaborare con la prefettura rispetto a tutti i temi, questo come anche altri temi che è giusto affrontare insieme, ma se questo è il risultato io faccio un netto passo indietro.